e benvenuti al secondo incontro del ciclo PR and Wine, in cui oggi spiegheremo come è importante tra soggetti medi o anche piccoli unirsi per poter affrontare anche mondi e realtà internazionali, e come anche insieme può cambiare la comunicazione per affrontare questo momento particolare, per anche poi superarlo. Io invito a prendere la parola alla persona che veramente ha ideato, mi ha suggerito, ha consigliato, insieme abbiamo poi costruito, l'assessora. Io all'università ho un sacco di altri incarichi come assessora del comune di Gorizia, Chiara Gatta. Sì, buongiorno a tutti, grazie per essere presenti così numerosi, come ricordava prima il professore, in un venerdì mattina, aggiungo venerdì 13 di un particolare anno che stiamo tutti vivendo, ma appunto, come ricordo sempre, l'università e il comune non hanno perso l'entusiasmo, e vedo anche, insomma, seguo sui social con passione anche voi produttori che siete sempre attivi, che promuovete il territorio. So che Martin già collabora anche con un altro mio collega, la cultura, hanno fatto diverse iniziative assieme. Ringrazio per aver accettato anche questo invito, mi fa enormemente piacere essere riuscita a mettervi in contatto col mondo universitario, e mi auguro che questo sia l'inizio di anche un qualcosa di più, insomma, che possa diventare anche una presenza costante, il collegamento tra università e territorio goriziano, perché appunto anche l'ambito vitivinicolo appunto rappresenta il nostro territorio. Ringrazio ancora gli studenti per l'enorme lavoro che hanno svolto anche di promozione e comunicazione, e mi auguro appunto questi seminari siano utili anche per loro soprattutto. Grazie Chiara, grazie al Comune di Gorizia che, ripeto, fin dal primo incontro online dell'anno scorso in lockdown ci è sempre stato vicino ed è sempre stato presente. E ha parlato di studenti, allora chiamiamo degli studenti molto attivi che rappresentano, diciamo, il gruppo giovani della Federazione Italiana Relatori Pubblici, Uniferpi di Gorizia. Chiamiamo la studentessa, buongiorno, Marta. Buongiorno. Buongiorno a tutti, a questo squadrone di mattinieri, e quindi salutiamo tutti gli studenti, tutti i nostri ospiti esterni, il relatore di oggi, grazie per essere venuto e farci compagnia, e soprattutto ringraziamo il professor Strizzolo e Chiara Gatta, che ci hanno coinvolto in questo bel progetto, e vi auguro buon divertimento e buona giornata a tutti. Lascio la parola a Martin e mi dirai tu quando scorrere. Ti ricordo, sì, quando più o meno se entra Igor da Milano, magari fa un attimo quell'annuncio sia per la tua intervista che per gli studenti, quel minutino, sì, al volo lo riprendiamo, che poi magari deve uscire. Grazie, buon inizio. Bene, ti ringrazio professore. Niente, buongiorno a tutti, sono Martin Figel, faccio parte di un'azienda vitivinicola che si trova a Oslavia, un'azienda vitivinicola a conduzione familiare che comunque, diciamo, a Oslavia fa parte un po' della storia di questo paese ed è lì da diversi anni, insomma c'è più di 200 anni, quindi facciamo parte veramente del tessuto nostro goriziano. Mi presento anche un po' così come qual è stato il mio percorso. Io ho finito sono un perito agrario specializzato in enologia e un ex studente, preciso ex studente di relazioni pubbliche, non laureato purtroppo perché mi mancavano quella volta 4 esami, ma vediamo in futuro se si potrà fare qualcosa. E voglio partire proprio da questo punto qua, della mia esperienza avuta nella vostra università. Io appunto dopo il mio percorso di studi di scuola superiore ho avuto la fortuna di fare un'esperienza lavorativa negli Stati Uniti e precisamente sono andato a fare una vendemmia in California, a Napa, quindi nella famosa Napa Valley, dove appunto diciamo è la zona vitivinicola per eccellenza degli Stati Uniti.
E una volta, dopo aver fatto questa esperienza, quando sono tornato a casa, mi sono reso conto che effettivamente sì, qua si dà tanta importanza a produrre il prodotto, a fare un prodotto di grande qualità, ma parliamo del 2001, quindi parliamo un bel po' di anni fa, ma in quei tempi, come forse oggi un po' meglio, però si trascurava molto la promozione del proprio prodotto, o comunque come poi saperlo vendere o proporlo. E quindi per questo motivo qua mi sono reso conto che non è solo la parte tecnica importante in un'azienda, ma è importante anche la parte, diciamo, di comunicazione e quant'altro. E questo motivo è stato quello che mi ha fatto iscrivere appunto alla Facoltà di Relazioni Pubbliche, anche proprio per avere un'infarinatura generale che questa facoltà ti può dare, che appunto vai a toccare un po' varie materie, vari settori. E quindi, dopo aver fatto questa esperienza, avendo comunque sostenuto diversi esami, ho sempre abbinato il lavoro anche allo studio, quindi mi sono sempre studiavo ma anche lavoravo, e man mano che mi muovevo capivo le necessità sempre più di saper comunicare il proprio lavoro. E da lì, insomma, è partito il mio percorso. Poi negli ultimi 3 anni ho anche la fortuna di essere il presidente dell'Associazione dei produttori della ribolla di Oslavia, un'associazione che è nata 10 anni fa grazie al lavoro di Marko Primožić, che avrete modo di ascoltarlo nelle prossime lezioni. Lui è stato il primo presidente di questa associazione, che in realtà non unisse tantissime aziende, ne unisse, al momento oggi siamo in 7, tutte le aziende praticamente presenti nel piccolo paesino di Oslavia, che comunque fa parte del comune di Gorizia. E piano piano, con le nostre forze, in questi 10 anni, devo dire che qualcosina abbiamo costruito. E questo anche un po' grazie al lavoro di tutti e 7, no? Quindi qui comincio già un po' a spiegarvi, casomai facciamo vedere l'altro link, quello dell'associazione, così spieghiamo. Sì. Vuoi vedere quindi queste slide o l'altra slide? Se no facciamo queste prima, così finisco la presentazione dell'azienda e dopo facciamo le slide dell'associazione. Solo che avevamo... Sì. Parto da questo. Okay. Sì, questa, ecco, come vedete, siamo comunque, tornando alla mia azienda, siamo un'azienda oggi condotta principalmente da me, mio fratello e mio cugino. Siamo un'azienda abbastanza numerosa come famiglia. Tanti mi chiedono come fate ad andare d'accordo. È molto semplice, l'importante è che ognuno che ognuno abbia il suo ruolo ben definito. Quindi, quando ci sono soprattutto aziende familiari, è molto importante che all'interno della famiglia ci sia una coordinazione, nel senso che ogni membro faccia un lavoro ben definito. In questo caso, ad esempio, mio cugino Mattei si occupa della campagna e quindi aiuta mio papà e l'altro mio zio che erano da sempre nella campagna. Io con un altro mio zio mi occupo della commercializzazione e delle vendite, mentre mio fratello è quello che è l'enologo vero e proprio, perché è quello Robert, che è quello che fa i vini. Quindi il segreto per stare insieme è questo, no? Che ognuno, purtroppo sentiamo di tante famiglie, che soprattutto quelle un po' più numerose, che hanno si separano anche quando proprio si arriva all'estremo. Questo è, secondo me, il più grande segreto per tenere tutti insieme, è appunto questo: avere dei ruoli ben definiti, con delle responsabilità ben definite, e quindi ognuno risponde per il proprio settore, e questo fa sì che poi si riesce ad andare avanti molto bene. Possiamo andare avanti, possiamo passare alla prossima slide. Ecco, sì, qua, ecco, così facciamo anche un po' un excursus per chi non conosce su com'è rappresentato il Collio. Il Collio sono oggi circa 1300 ettari, 1285 per la precisione. È una zona soprattutto conosciuta per i vini bianchi, e chiaramente anche noi come azienda, i nostri vini principali sono bianchi, e sono appunto la ribolla gialla, che oggi soprattutto per Oslavia è il vino di punta, il vino di bandiera, è il vino, la varietà sulla quale le aziende della nostra associazione hanno puntato anche
al 100%, nel senso convertendo tutta la produzione a questo vitigno, ma non da adesso che va di moda, ma già parliamo da più di 30 anni fa. Poi c'è ancora sicuramente l'altro autoctono principale, rimane sempre il friulano, che comunque il vitigno a livello regionale, quello che l'ex Toccai friulano, per capirsi, quello che era sempre stato un po' il nostro autoctono di punta, e poi il 40% ancora oggi dei vigneti nel Coglio è Pinot Grigio. E questo è molto una cosa che dovete tenere bene a mente, perché ancora oggi è il vino più venduto all'estero per quanto riguarda la nostra zona, il Coglio, ma il nord-est Italia in generale. Il Pinot Grigio e il Prosecco sono i due vini, quelli che sono maggiormente presenti nei mercati internazionali. Chiaramente questo Covid ha colpito soprattutto gli Stati Uniti e il nord Europa, e quindi il Pinot Grigio è la varietà che ne ha risentito di più, e questo speriamo che si riprenda, perché come vi dicevo parliamo del 40% di produzione del vino regionale nostro, ma penso di tutto il nord-est Italia. Quindi speriamo che soprattutto gli Stati Uniti si riprendano al più presto, perché se no avremo veramente difficoltà nella distribuzione e la vendita di questo prodotto. Poi c'è una discreta produzione anche di vini rossi, diciamo che mediamente parliamo del 20-30% di vino rosso nel Coglio, come presenza. Il vino rosso principale che viene coltivato nel Coglio comunque rimane il Merlot, e anche per noi è il vino quello principale anche a livello aziendale, quello sul quale abbiamo avuto maggiori riconoscimenti come vino rosso, e quindi stiamo puntando molto su questa varietà. Poi possiamo andare avanti, facciamo un excursus, qua sono un paio di slide. Queste sono slide che di solito si vengono usate nelle varie presentazioni all'estero soprattutto. Qua è difficile fare delle presentazioni, in realtà, così parliamo anche un po' poi del lavoro nello specifico. In Italia è ancora molto difficile che i clienti ti diano la possibilità un po' di fare una presentazione con delle slide e quant'altro. Succede di più all'estero, molto di più, soprattutto negli Stati Uniti, dove i briefing o comunque le riunioni con le forze vendite dei vari distributori, importatori sono molto frequenti. Sono riunioni veramente dove uno deve essere bravo in 5 minuti a raccontare tutto il suo focus e dare veramente segnali che poi possono aiutare queste forze vendite enormi, formate da migliaia anche di persone in alcuni casi, per avere poi gli argomenti giusti per vendere i tuoi vini. Quindi lì per quello anche sono in inglese, perché appunto vengono usate queste presentazioni soprattutto all'estero. Questo chiaramente, come dicevo, il Pinot Grigio, qua in realtà ci saranno 3 vini, c'è il Pinot Grigio, la Ribolla e il Merlot, che sono appunto i 3 prodotti sui quali mi focalizzo di solito quando parlo dell'azienda, perché sono anche i prodotti che vengono maggiormente i vini maggiormente prodotti nella nostra azienda. Quindi possiamo andare avanti, vediamo il prossimo, che appunto, ecco sì, qua troviamo anche una slide che racconta dell'associazione, perché il bello comunque la prerogativa che ci siamo dati come soci dell'associazione è quello di, quando si va in giro per il mondo, quando si parla chiaramente della propria azienda, è bello anche che cominciamo tutti insieme, ognuno nelle sue occasioni, a parlare anche dell'associazione, quindi indirettamente o direttamente fare promozione sì di Oslavia, ma anche delle altre aziende che sono presenti nel nostro paese. Quindi questo è anche un grande risultato che abbiamo raggiunto come associazione, che è appunto piano piano di comunicare il territorio, ma anche di comunicare i nostri vicini, insomma di dire chi sono i nostri vicini di casa e le altre aziende presenti. E questo viene molto apprezzato soprattutto all'estero, perché come si dice, quando si vede questa collaborazione sembra una cosa scontata, ma non lo è assolutamente, soprattutto nel mondo del vino, dove ci sono molti individualismi ancora oggi. Vedere quando un'azienda parla bene delle altre aziende è una cosa che sembra di no, ma colpisce molto, molto il cliente e dà un'immagine di serietà e di professionalità. Quindi anche questo è un focus della nostra associazione. Andiamo avanti, così vediamo, ecco,
Poi presento chiaramente la nostra Ribolla Gialla di Oslavia. Perché Ribolla Gialla? Ribolla Gialla oggi, diciamo, è diventato un vino, anche chi di voi non conosce tanto il mondo del vino, però sicuramente andando nelle varie enoteche, nei vari wine bar o nei ristoranti, oggi soprattutto in Italia si parla tantissimo di questa varietà della Ribolla Gialla, un po' perché c'è questo bel sound, no? E quindi ha avuto successo anche per questo motivo qua, un po' perché anche come tipologia di partenza è un prodotto che esalta molto la freschezza, la sapidità, l'acidità dei nostri vini, e sono tutte caratteristiche che oggi sono molto apprezzate nei vini in generale, no? La beva oggi va molto più verso la freschezza e come dire, il frutto rispetto a casomai dei vini molto più strutturati, alcolici e quant'altro. Questo anche perché la cucina è cambiata negli ultimi anni, è andata verso da una cucina pesante di massa verso una cucina più light, più piacevole. E l'associazione è nata quella volta più di 10 anni fa praticamente, perché si voleva ribadire, Oslavia voleva ribadire che se oggi si parla molto di Ribolla Gialla, soprattutto all'estero, è grazie soprattutto ai produttori di Oslavia, perché come vi dicevo prima, da noi ci sono aziende che hanno puntato completamente sulla Ribolla Gialla da più di 30 anni, e questo non vuol dire molto per il mondo del vino, perché oggi nel mondo del vino seguire le mode è molto difficile, perché quando si pianta un vigneto fino a quando si fa una raccolta importante dove ti può permettere appunto di fare una produzione decente passano dai 4 ai 5 anni. Quindi chi mi garantisce che fra 4 o 5 anni quel vino, quella varietà che ho piantato andrà ancora di moda e sarà ancora molto richiesta. Quindi bisogna avere le idee ben chiare e bisogna sapere cosa si vuol fare, non da oggi a domani, ma da oggi a 10, 20, 30 anni in avanti, anche 50. E quindi 30 anni fa, quando le aziende di Oslavia hanno cominciato a piantare e a puntare sulla Ribolla Gialla, questa varietà praticamente era sconosciuta, veniva spesso confusa con la ribolla che si mangia, che si beve adesso con le castagne. Quindi siamo partiti da quella situazione lì. Oggi, anche grazie un po' alla tipologia di vinificazione, che casomai parlerò più avanti, o parleranno anche gli altri relatori nelle prossime relazioni, la tipologia di vinificazione che si è sviluppata a Oslavia, che appunto prevede queste macerazioni, questi contatti, vedete come ad esempio nel caso nostro, di 30 giorni dove il mosto e poi vino rimane a contatto con le bucce, ha creato dei vini veramente unici che chiaramente il vitigno poi si è accompagnato anche alla filosofia, alla metodologia di produzione che all'estero soprattutto ha creato una moda o comunque un lifestyle, un modo di pensare il vino. E questo è nato in questo piccolo paesino alle porte di Gorizia, che fa parte appunto del comune di Gorizia, dove sono presenti circa 300 abitanti e dove ci sono praticamente 7 aziende, un paese che vive di vino al 100%, che è proprio, come dire, avvolto dal vino, ecco, o inzuppato nel vino. E quindi la bravura di questi personaggi è stata anche questa, di essere molto testardi, non di seguire per forza sempre le mode, ma di avere una linea che poi ti può portare anche a momenti di difficoltà, perché come vi dicevo prima, quando si pianta una vigna, 3-4 anni ci vogliono solo per portare sulle piante e cominciare a raccogliere. Quindi bisogna essere, tra virgolette, anche un po' pazzi, essere pronti a perdere soldi oppure a fare del guadagno e a costruire qualcosa. Però diciamo che 30 anni fa puntare tutto sulla Ribolla Gialla è stato un grande azzardo, che poi però, come vedete, in questi tempi, in questi anni, ha portato beneficio un po' a tutti. Possiamo andare avanti, così dopo, questo poi si conclude sempre le presentazioni con un vino rosso. Questo appunto è un Merlot, però più di tanto non mi fermo qua, no? Andiamo avanti, vediamo. Ecco, questi poi sono noi come azienda, l'altro giorno avete parlato con Felix, noi abbiamo
una parte di vigneti anche nella zona dell'Isonzo, vicino proprio a San Lorenzo Isontino, Farra di Isonzo, la zona dove è nata un po' l'azienda di Herman. Mio papà ha investito lì, anche lì la longevità di andare a investire in una zona che poi si è rilevata molto vocata per i vini bianchi. Negli anni '80 di mio papà questa idea ha avuto anche quella, ha avuto un discreto successo. Chiaramente è sempre un mondo questo del vino, dove ti può andare bene come ti può andare male. Possiamo andare avanti. Ecco, queste sono un po' il nostro brand anche perché poi la nostra filosofia è quella di esaltare un po' la semplicità e la pulizia dei prodotti, ma anche del modo di lavorare, del modo di presentarsi. È un logo che l'ha creato mio zio, è un logo che rappresenta i tre elementi fondamentali per fare un grande vino. La parte rossa è la terra, la parte bianca è la vite, chiaramente, e poi lo sfondo è la parte dorata che rappresenta il sole. Sono i tre elementi più importanti per creare un buon vino. Possiamo andare avanti. Cambio, forse è finito? Sì, andiamo sull'associazione. Okay. Allora, come vi dicevo prima, se avete colto, sono partito a dire che il mondo del vino, ma anche e soprattutto la zona del Collio, era una zona, forse ancora oggi, ahimè, una zona di forti individualismi, no? Qua c'erano tantissime aziende che lavoravano che si proponevano singolarmente, che portavano avanti le proprie filosofie singolarmente. Abbiamo sì un consorzio, il Consorzio del Collio, che ha cercato sempre di promuovere giustamente tutto il territorio nell'insieme, però poi forse diciamo non ha fatto tanta breccia nel mondo della comunicazione, forse perché appunto non c'è proprio, non traspare veramente questa grande unione tra i produttori. Nel caso della nostra associazione, anche forse perché il numero di aziende partecipanti è un po' più ristretto, infatti come vedete sono 7 aziende, questa unione è stata più facile da creare, ma non proprio del tutto facile, perché comunque anche Oslavia, come dicevo prima, ci sono queste persone, queste aziende che con la loro anche con testardaggine hanno portato avanti la propria filosofia e negli anni anche insomma preferivano, come dire, promuoversi e vendersi da soli. Poi in realtà adesso hanno capito un po' tutti che da soli non si va più da nessuna parte. Oggi bisogna l'associazione, il lavorare insieme diventa fondamentale per tutti, anche per aziende che casomai sono più conosciute di altre. Qua ci sono 7 aziende, come vedete 7 nomi, alcuni di voi sicuramente conoscono di più alcuni o meno di altri, però ecco, oggi tutti, anche quelli più famosi, hanno bisogno di tutti gli altri attori presenti nel territorio. Infatti, secondo me, se nella precedente gestione di Marco, dove abbiamo puntato soprattutto sul ribadire il vitigno, sul promuovere il vitigno Ribolla Gialla, nel dire che è un vitigno nostro, è un vitigno che è diventato famoso, è un vitigno che si è sviluppato grazie soprattutto a Oslavia. Abbiamo portato avanti, abbiamo promosso il modo di fare la ribolla macerata, creando anche un disciplinare. Negli ultimi 3 anni, con la mia presidenza, invece abbiamo deciso di focalizzare più lo scopo, comunque il focus dell'associazione, non più sul vitigno, ma molto di più anche su Oslavia, sul territorio, perché oggi diventa sempre più importante sviluppare il proprio territorio. Quello che volevo fare capire agli associati, che poi l'hanno capito e stiamo lavorando molto bene in quella direzione, è che anche frutto, grazie alla mia esperienza americana, era che la nostra zona non stava sfruttando per niente tutto quello che è il discorso turistico. Quindi la mia idea, il mio focus come presidente era quello di lavorare soprattutto
sull'aprire le cantine, nel senso non fare un cantine aperte con un turismo di massa e quant'altro, ma di cominciare a far capire ai nostri soci che il fatto di sviluppare un'accoglienza in cantina, di avere una persona, che oggi addirittura le aziende hanno in alcuni casi una persona che fa solo questo, che fa appunto accoglienza, può diventare una forma, oltre che di promozione diretta dei propri vini, ma anche una forma di reddito. Infatti un po' poi anche siamo partiti con varie iniziative l'anno scorso, nel 2000, in realtà sì, appunto 3 anni fa, nel 2018, e quando hanno cominciato a aprire le proprie cantine o su appuntamento, chiaramente nella maggior parte dei casi ai turisti locali o comunque a chi transitava da queste zone, abbiamo avuto un incremento di visite a Oslavia del 100%, insomma abbiamo fatto dei numeri nel 2019, tutte le aziende di vendita diretta o comunque di incoming in azienda molto molto importanti. E anche per dire, anche in quest'anno terribile, devo dire che periodo estivo, quindi come un po' tutti, da giugno in poi, anche le nostre cantine a Oslavia hanno avuto veramente un forte incremento di visite, perché anche è cambiato un po' il mondo di vivere il vino, il mondo di consumare, anche il mondo di fare turismo. Infatti quello che si dice oggi è che andrà sempre molto di più il turismo di prossimità, ovvero la gente cercherà di spostarsi, almeno sicuramente ancora per un anno, non ci saranno dei spostamenti, dei viaggi intercontinentali o anche all'interno dell'Europa, ma la gente sicuramente si sposterà di più sul territorio nazionale e quindi cercherà non di andare nei soliti posti affollati o comunque nei posti con forte presenza turistica, ma il turista futuro, secondo me, nel prossimo futuro cercherà questi luoghi non troppo affollati, come appunto può essere Oslavia, dove ci sono delle aziende che possono fisicamente accogliere al massimo 8 o 10 persone, e quindi questi fatti qua danno una certa sicurezza al consumatore, al turista, e quindi sicuramente dobbiamo sviluppare ancora di più questo fatto qua. Poi insomma quello che ho voluto fare sempre, che è stata la mia filosofia, appunto anche quando facevo relazioni pubbliche, mi ricordo che abbiamo avuto un incontro lì al cinema, se c'era le lezioni al Cinema Corso, sono venuti quelli dell'azienda, della Banca Intesa, che avevano appena fatto, se non mi ricordo male, avevano fatto quella campagna, parliamo di 2008, 2007, 2002, 2003, quindi hanno fatto la campagna, quella con l'arcobaleno, insomma, che hanno cambiato la grafica, hanno cambiato tutto. E mi ricordo che è venuto appunto a spiegare questa campagna, questo responsabile marketing di questo grande istituto di credito, e tutti estasiati da questi progetti, Poi la mia domanda, che è stata un po' provocatoria, gli ho chiesto: ma che budget avete speso? Ma guarda, abbiamo speso 15 milioni di euro il primo anno, e poi sono previsti altri 5 milioni all'anno per i prossimi 3 anni. E poi io provocatoriamente gli ho chiesto: ma mi trova un'azienda qua nel Nord-Est che è disposta a spendere questi capitali per fare promozione? Lì c'è stata un po' una situazione di imbarazzo, vabbè. Ma questo per dirvi cosa? Per dirvi che nel nostro lavoro bisogna anche la bravura di un bravo relatore pubblico, e quello comunque di uno che si occupa di marketing oggi, è quello di lavorare con dei budget molto, molto ridotti. Noi, vi dico anche senza alcun problema, i budget che spendiamo come associazione sono dai 15 ai 20 mila euro, quindi è un budget veramente molto, non a testa, tutti insieme, quindi, però sono dei budget che purtroppo oggi sono quelli che si trovano maggiormente disponibili dalle aziende o dalle associazioni, dagli enti che vogliono fare qualcosa di comunicazione e quant'altro. E questa problematica delle risorse sarà il futuro per almeno 1 anno, 2 anni, perché insomma, purtroppo nella nostra mentalità, quando si tagliano le spese all'interno di un'azienda, soprattutto nella nostra zona, dove si va a tagliare per primo, si va a tagliare sulle
sbagliando chiaramente, si va a tagliare sulle promozioni, che ne so, sul marketing o sulle fiere e quant'altro. E questo purtroppo è frutto anche un po' dell'andamento economico. Quindi la bravura che vi dico, ecco, questo è un altro messaggio che voglio dare, la bravura del futuro, della vostra professione, della professione sarà quello di fare marketing, di fare vendita, di fare promozione con dei budget molto ridotti. E questo lo si può fare perché l'abbiamo fatto noi, lo stiamo facendo da 3 anni anche senza nulla togliere a nessuno, ma anche con un discreto successo, perché comunque vedete che la visibilità che abbiamo raggiunto, considerando appunto il budget che vi ho detto, perché è molto importante capire i budget delle promozioni, secondo me sono risultati molto importanti. Bisogna poi cercare di creare sinergie sul territorio e poi casomai approfondiremo anche il fatto appunto delle partecipazioni col comune, le partecipazioni con varie associazioni. Però ecco, la bravura del relatore pubblico per fare comunicazione spendendo questi budget è quello di capire le ricchezze che ci sono già. Noi viviamo in un territorio che c'è già tutto. Penso che, ma l'Italia in generale, non parlo solo di Gorizia, io ho la fortuna di viaggiare per lavoro in Italia in lungo e in largo, di conoscere realtà che veramente, paesi soprattutto anche del centro Italia, insomma veramente abbiamo tutto. Noi non è che siamo come casomai negli Stati Uniti o in altri paesi dove devono costruire tutto artificialmente, vogliono fare questo Italian style, far vedere i ristoranti arredati in una certa maniera, che poi alla fine è tutto cartongesso pitturato. Noi abbiamo tutto, no? A livello di strutture abbiamo veramente un patrimonio enorme. Il problema è che non lo sappiamo valorizzare, e questo è anche un po' il fatto perché fino ad oggi tanti miei colleghi o comunque anche i miei coetanei si viaggiava poco, si viaggiava senza la testa di chi va per imparare o per vedere cosa fanno gli altri, si viaggiava così per viaggiare, sempre si parlava, io mi ricordo qua da noi tutti, ma la Toscana, ma il Piemonte, ma la Toscana, è sempre questa Toscana. Alla fine noi non abbiamo niente da invidiare alla Toscana, abbiamo tutto, abbiamo una cucina variegata. Sì, chiaro, non abbiamo Firenze, non abbiamo Siena, però abbiamo Trieste, abbiamo Gorizia, abbiamo la parte anche di Cividale, insomma abbiamo anche noi delle città che hanno un patrimonio culturale, un patrimonio storico importante, che però purtroppo negli anni è stato sempre comunicato male, secondo me, no? Cioè Udine si promuoveva per conto suo, Udine provincia, Gorizia per conto suo, Gorizia e Grado da un'altra parte. Quindi parliamo di una regione che conta 1.200.000 abitanti circa, mi pare, e dove c'era questo frastagliato modo di lavorare che la gente, soprattutto il turista estero, non capiva come può esistere che un comune di 40.000 abitanti si promuove da solo e non si promuove come regione, perché oggi se poi andiamo a puntare sul turista americano, sul turista europeo, è abituato a spostarsi. Per noi fare 100 km è un dramma, ma questa gente qui va tranquillamente al mattino al mare e il pomeriggio, o viceversa, va al mattino a sciare e il pomeriggio va a mangiarsi un pesce a grado. Per loro è normale, per noi questo sembrava una cosa irrealizzabile. Il mondo del vino un po' ha aiutato questo sviluppo del comunicare anche a livello istituzionale, perché anche noi siamo diventati un'attrattiva per il territorio. Oltre ai nostri clienti che ci vengono a trovare, importatori e quant'altro, abbiamo comunque siamo stati sempre, le aziende del Collio in generale, sono diventate sempre di più un'attrattiva per i turisti, e succede anche sempre di più che uno casomai è a Venezia e ti chiama e ti dice domani vengo a farmi una gita nel Coglio. Quindi anche sotto questo aspetto devo dire che stiamo lavorando bene anche perché l'ha capito anche la politica, tra virgolette, che bisogna promuovere un territorio più ampio a livello turistico e aumentare così l'offerta. Però la bravura deve essere nostra, deve essere quella di
di non avvilirci nel pensare che se siamo Oslavia non vuol dire come essere a Montalcino o quant'altro. No, Oslavia come il Colle intero ha veramente delle peculiarità che sono uniche al mondo, e quindi dobbiamo essere innanzitutto dobbiamo partire da questa idea, da questo principio, che abbiamo tutto, dobbiamo però saperlo veicolare. E noi cosa avevamo a Oslavia? Oltre ad avere il monumento l'obelisco, che è appunto, no, il sacrario, che ha circa 60.000 soldati italiani, quindi una pagina anche triste della prima guerra mondiale, abbiamo queste 7 aziende. E quindi adesso piano piano insomma, facciamo un excursus, così, ecco, casomai andiamo avanti con le slide, così vediamo anche di chi insomma, li presento un po' questi personaggi appunto dell'associazione. Questo è Oslavia, ecco, vedete la parte sulla destra, vedete c'è il fiume Isonzo. Oslavia è dopo Piuma, quel fazzoletto di terra delimitato. Come dicevo prima, parliamo di circa 300 abitanti, che però praticamente sono queste 7 aziende, le famiglie collegate a queste 7 aziende che lavorano su questo territorio flagellato completamente durante la prima guerra mondiale. Di fronte a noi c'è il Monte Sabotino, la parte che vedete, quella più montuosa, e dietro abbiamo il Monte Calvario. Quindi abbiamo anche la storia che si può appunto, che il turista quando viene da noi può anche vedere, può anche visitare dall'ossario. Poi più ci sono anche altri monumenti sparsi nel nostro territorio. E anche questo aspetto qui l'associazione sta cercando di lavorare in modo da poter creare appunto al turista che viene a Oslavia anche questa possibilità di visitare, di visitare questi monumenti. Andiamo avanti. Ecco, siamo un territorio, come vi dicevo prima, sul confine a Oslavia, e questi era il nostro focus, come dicevo, dall'esaltare la varietà, dal parlare della ribolla, si è passati anche al territorio. Vi dicevo, rispetto ad altre zone del Coglio, vedi Cormons, vedi la zona di Capriva, dove c'è anche un campo da golf, dove ci sono, diciamo che la nostra zona era quella che aveva meno turisti, che di solito un turista che veniva da fuori si fermava al massimo a Capriva, o forse saliva in qualche trattoria a San Floriano del Coglio, però difficilmente scendeva verso Oslavia, oppure da Gorizia difficilmente saliva verso Oslavia. E guardate, semplicemente mettendoci insieme, cominciando a comunicare insieme ai nostri ospiti, ai nostri clienti, che a Oslavia si possono visitare 7 cantine, nel senso che quando abbiamo cominciato a comunicarlo tutti e 7 insieme, abbiamo avuto senza investire cifre allucinanti o comprando pagine sui giornali, ma semplicemente con la comunicazione, anche grazie a una professionista che ci segue, che è la Clementina Coren, che anche lei ha fatto un percorso un po' simile al vostro come studi, ma che comunque anche lei ha fatto una formazione, un'esperienza, ha vissuto delle esperienze in contesti diversi, non del vino, a livello appunto di marketing e quant'altro, però semplicemente comunicando il fatto di poter vivere in un paesino di 3 chilometri 7 esperienze diverse, una accanto all'altra, accomunate tutte dal vitigno, da questo vino che comunque oggi è famoso, dalla Ribolla Gialla, abbiamo avuto appunto un exploit a livello di visite, di turismo non indifferente. E devo dire che l'interesse anche delle istituzioni o comunque dei mass media e quant'altro nei nostri confronti negli ultimi anni è aumentato anche per questo motivo qua, perché tanti dicono: ma guarda, questi qua insomma senza essere tra virgolette sponsorizzati o come dire, o promossi da non so che rivista o non so da chi, solo col semplice fatto di comunicare insieme in qualcosa hanno avuto questo successo. E quindi questo è stato un obiettivo che secondo me l'abbiamo centrato. Andiamo avanti.
che poi, come diceva appunto Igor, anche noi siamo solo in 7, però siamo in 7, sono 7 aziende belle toste, insomma, sono dei personaggi veramente importanti, molto, come dire, anche tra virgolette egocentrici o comunque molto testardi nelle proprie idee. Quindi il lavoro di mediazione e come dire, di amalgama è stato molto, molto lungo, molto difficile, però il segreto in questo è stato fare dei piccoli passi, un passetto alla volta, nel senso, io come presidente non mi sono mai permesso di andare a insegnare niente a nessuno, non mi sono permesso di dire no, bisogna fare così, punto e basta. No, però ho cercato di trovare delle cosucce, delle cose che sapevo che potevo portare tutti a dire di sì. Quindi, ad esempio, l'idea che abbiamo sviluppato negli ultimi 2 anni è stata quella anche di posizionare delle panchine, chiaramente di colore arancione, anzi di arancio, come la ribolla macerata, dislocate 7 panchine, dislocate un po' in tutto il paese di Oslavia, ma non necessariamente vicino alle cantine, ma sparse un po' nel territorio, così il turista che viene da fuori può anche avere questa esperienza qua. E lì le aziende praticamente tutte hanno condiviso l'idea, e quello comincia a essere un punto di lavorare su un qualcosa insieme. Poi quella volta con Marco, con Primožič, la pietra miliare che è stato fatto un libro, che forse quello è stato l'investimento principale, ma è stato veramente prodotto un documento che ha raggruppato dentro tutti gli abitanti di Oslavia. Allora anche lì cominci a creare un qualcosa di comune, che non è necessariamente il vino o il modo di fare il vino, ma quello che ci sta intorno. Poi si è cominciato a parlare di fare un percorso, di cominciare a costruire un percorso di Oslavia, nel senso, appunto, come vi dicevo, uno lascia la macchina a Piuma, a piedi, fa una passeggiata di 3 chilometri e sul lungo di 3 chilometri incontra le aziende. E da lì si è cominciato a dire, ma cominciamo a aprirle queste aziende. Però, come vi dicevo prima, non era facile, perché quasi tutte le aziende che c'erano in Oslavia, se uno chiamava o se passava, il produttore diceva no, guarda, non ho tempo, devo fare, non ho vino. Adesso i tempi sono cambiati, il vino c'è, perché comunque, soprattutto dopo queste contrazioni degli ultimi anni a livello mondiale di mercato, legate chiaramente al Covid, bisogna cercare anche modi alternativi per le vendere, e questo è sicuramente un modo ottimo. E quindi piano piano far capire che ci sono numeri. Noi come azienda personalmente abbiamo sempre lavorato sull'accoglienza in cantina, e anche, come vi dicevo prima, se Oslavia era sempre fuori un po' dai circuiti dei turisti che andavano a Gorizia o che andavano nel Coglio, oggi nonostante quello facevamo comunque un discreto fatturato in azienda, e quando l'ho esposto agli altri soci hanno cominciato a capire che effettivamente forse può essere un'opportunità per tutti, e piano piano hanno cominciato tutti a cogliere le persone su appuntamento o quant'altro, però hanno cominciato a portare avanti anche quel discorso lì. Anche quello è stato un modo di aggregazione, e poi piano piano siamo arrivati a essere veramente oggi un gruppo che ancora con varie difficoltà su certi argomenti, però che si è riuscita a mettere giù un disciplinare di produzione interno. Abbiamo trovato una via di mezzo perché appunto sono 7 aziende piccolissime, che però ogni azienda aveva una sua filosofia di produzione, quindi anche già il fatto di cominciare a mettersi intorno a un tavolo e trovare una via di mezzo per cercare di fare un prodotto che sia un po' la sintesi di tutti e 7 non era una cosa facile, però appunto l'abbiamo fatto, poi abbiamo deciso di osare ancora di più, abbiamo deciso di chiedere anche di chiedere una creazione di una sottozona, di chiedere di OCG, insomma. Il progetto cominciava a essere sempre più ambizioso, sempre però con passetti piccoli. Questo che casomai Marco, prima che avete modo di ascoltarlo, che ci sta ascoltando, lui invece voleva fare
anche perché insomma lui è un vulcano di idee, voleva fare anche qualcosa più velocemente, però io ho sempre detto facciamo i passetti piccoli che però siano condivisi al 100% da tutti. E quindi piano piano abbiamo cominciato a lavorare in questa direzione. Andiamo avanti così vediamo anche un po' chi sono le altre aziende. Questo ad esempio, come vedete, questa è una visita che è stata fatta da noi poco tempo fa da Radicon, da Sasha. Sono comunque sì, la fortuna è stata anche, tra virgolette, che comunque a livello mediatico il mondo dei vini Orange è un argomento oggi molto attuale, molto di grande interesse, quindi anche quello sicuramente il vino poi è un viatico, è un'attrattiva, la nostra attrattiva principale rimane comunque sempre il vino, però la gente apprezza il fatto, come dicevo prima, che ci presentiamo tutti insieme, che parliamo tutti insieme di noi. Ecco, andiamo avanti così vediamo anche un po' chi sono gli altri. Questa è un'altra foto di una cantina. Ancora un po' avanti, sì, qua abbiamo un po' di, come vedete sono cantine, che poi se andiamo a vedere una cosa che non vi ho ancora detto, parliamo un po' di numeri, parliamo di produzione di ribolla, parliamo di, io penso che se mettiamo insieme tutte le 7 aziende riusciamo ad arrivare sì e no a 100.000 bottiglie di ribolla di Oslavia, di ribolla macerata, quindi parliamo di un numero veramente ridicolo, minimo di bottiglie, che però sono bottiglie presenti in tutto il mondo. Ci sono aziende che vendono veramente in tutti i paesi del mondo, chiaramente non grandi quantità, però sono vini di nicchia ricercati e sono presenti soprattutto in tutti i ristoranti più importanti nelle varie capitali, da New York a Tokyo, all'estremo oriente, al nord Europa, all'Inghilterra, insomma, questo anche grazie al frutto del lavoro di ogni singola azienda che ha portato negli anni avanti singolarmente, ma che oggi fa come dire, il fatto appunto, come dicevo, di comunicare, di promuoversi tutti insieme ha dato risalto un po' a tutti. Non a caso quest'anno abbiamo siglato l'accordo col gruppo Italy. Italy, per dire, ha avuto ci è venuto anche loro, ci sono venuti incontro, nel senso ci sono venuti a proporci un progetto che abbiamo sposato pienamente, che era quello di creare dei corner della ribolla di Oslavia, o comunque dei produttori della ribolla di Oslavia in tutti gli Italy, in Italia e in Europa. Quindi parliamo veramente un accordo incredibile che casomai gruppi importanti del mondo del vino sarebbero disposti a spendere centinaia di migliaia di euro per avere una possibilità commerciale o comunque una possibilità di promozione come questa, che noi invece insomma l'abbiamo, tra virgolette, non sappiamo neanche noi come l'abbiamo fatto, però l'abbiamo fatto semplicemente perché anche il mondo della comunicazione oggi cerca un po' delle storie o comunque dei prodotti genuini e delle persone genuine. La parte nostra, una delle nostre caratteristiche è anche questa, che quello che diciamo lo facciamo, nel senso che poi anche questo ecco, casomai poteva risultare alcuni anni fa una poca eleganza, no? Nel senso arrivare da qualcuno a casa e trovarlo con le scarpe sporche, se sono solo le scarpe, o anche l'abbigliamento sporco di lavoro, di grasso perché era sul trattore o di uva, perché insomma sono cose che sono così, non è che lo facciamo per far apparire qualcosa che non siamo. Ecco, questo è anche un altro punto fondamentale, secondo me, della comunicazione, del marketing. Oggi bisogna comunicare quello che si è, senza cercare di creare qualcosa che non si è solo perché lo si è visto sul giornale o perché si è visto che uno deve portare la camicia a quadretti, che se no non è nessuno. Non è quello. Se uno vuole portare la camicia a righe, la porta a righe. Bisogna però essere, come dire, bisogna presentarsi per quello che si è, senza offendere, senza essere arroganti, però non devo snaturare la mia natura. E questo, per dire, anche col fatto, la bravura di chi mi ha preceduto, comunque anche il mio focus come presidente è quello di non di esaltare comunque le peculiarità di ognuno, che siano
positive o negative, chiaramente negative nei limiti dell'educazione, però insomma bisogna sempre, non bisogna snaturare la natura, perché oggi la gente cerca la naturalità, si parla di tanto di naturale, ma partiamo dalle persone, le persone devono essere naturali, devono essere quello che sono. Il mondo del vino purtroppo, ed è una cosa che a me mi ha fatto sempre innervosire e sempre, come dire, arrabbiare, perché dicevano no, non può essere così, era un mondo molto artificiale, la famosa famiglia Mulino Bianco, tra virgolette, no? Nel senso, il fatto di apparire sempre perfetti e in posa, sono cose che non ho mai concepito, perché secondo me è una perdita di energia far sembrare qualcosa che non si è, che dopo va a discapito del tuo lavoro. Oggi di energie ce ne sono sempre di meno, di tempo anche, quindi è inutile perdere tempo a voler sembrare qualcosa che non si è. Cerchiamo di esaltare e di dare una cornice a quello che siamo. Questo è quello che abbiamo fatto come associazione. Infatti se poi andiamo avanti con le foto, casomai vedremo anche c'era ancora quelle di prima, per faccio un esempio, Dario Princi. Dario Princi c'è uno che quando uno viene in cantina si trova in mezzo alle vigne, lì ti parla, insomma, lì non è che lo trovi ogni giorno così, non è che sia vestito in una certa maniera o parla in una certa maniera solo perché ci sono i giornalisti, lui parla sempre. Queste sono state cose che abbiamo cercato di esaltare un po' in tutti noi, in tutte le 7 aziende, rispettando appunto, come vi dicevo, ognuno, rispettando l'identità di ognuno. Poi quello che ho cercato sempre di fare, e qui appunto come diceva l'assessore, abbiamo trovato piano piano, anche lì abbiamo costruito una relazione anche con le istituzioni, col comune, perché chiaramente da Oslavia poi dobbiamo dire che facciamo parte di un comune di Gorizia che ha delle strutture, che ha delle ricezioni, che ha dei musei, che ha un castello, che ha tanto altro che ai nostri clienti o comunque chi viene a Oslavia noi giustamente dobbiamo proporre o dobbiamo cercare di mettere assieme per far sì che la gente possa stare qua da noi 2 o 3 giorni. Perché se non ricordo male una lezione proprio di relazioni pubbliche, adesso non mi ricordo con che professore, dicevano che si parla di turista quando uno spende almeno una notte nel luogo, no? Quindi deve dormire almeno una notte per parlare di turismo, deve essere, c'è una gita, no? Mi corregga il professore se sbaglio, no? Quindi purtroppo oggi il grande problema che abbiamo noi nel nostro territorio sono un po' le strutture proprio ricettive a livello di posti letto e quant'altro. Gorizia purtroppo ha pochissimi posti letto e credetemi, sono sempre tutti pieni, perché sembra di no, ma Gorizia transita tantissima gente. E quindi sotto quell'aspetto forse dovremmo ancora, ecco lì bisognerà investire in maniera solida perché appunto le infrastrutture cominciano a essere sempre più necessitiamo sempre più di strutture, ancora maggiormente se Gorizia riuscirà a portare a casa la candidatura alla capitale europea del 2025, secondo me lì veramente ci sarà una possibilità enorme per il nostro territorio. E quindi quello che vi posso dire è che sicuramente anche al termine del percorso dei vostri studi, se vorrete proporvi nel mondo del vino nostro qua, sicuramente la parte di, come dicevo prima, di incoming, sviluppo del territorio a livello di visite, di persone che ti vengono, sì, ogni azienda dovrà sviluppare anche l'accoglienza, no? Oggi purtroppo piano piano, come dicevo all'inizio, lo stiamo facendo, si stanno comparendo all'interno delle aziende anche delle figure professionali che si occupano di questo, solo di accoglienza appunto, e quindi sicuramente la possibilità del 2025 non è solo prettamente perché arrivano i fondi, bisogna sempre, noi quando parliamo di queste cose, di questi progetti, andiamo subito a vedere quanto ci danno, quanto arriva dall'Unione Europea. I contributi bisogna saperseli, è un qualcosa in più,
è un plus, ma non è quello, non deve essere quello il focus. Non devo io fare la struttura, fare il progetto solo per prendere i contributi. Purtroppo da noi l'hanno fatto tanti, l'hanno fatto nel mondo del vino, l'hanno fatto nel mondo penso anche delle istituzioni. Lì è sbagliatissimo. Il contributo è qualcosa in più che ti può alleggerire nella realizzazione, ti può, come dire, facilitare nella realizzazione del progetto, ma il progetto deve partire non considerando il contributo zero. Perché purtroppo oggi quello era anche un errore anche un po' delle istituzioni, e qui faccio un po' una critica in generale, che quando c'erano questi contributi europei nel mondo agricolo ce ne sono ancora tantissimi, che vanno dai sviluppi, dai piani di sviluppo rurale, che sono appunto contributi che vengono dati per le realizzazioni di opere, di acquisto di attrezzature e quant'altro, fino ai vari OCM, che sono invece programmi di contributi per sviluppi promozionali. E lì purtroppo già le istituzioni spingevano le aziende a investire forte, ma tanto ti danno il 50%, ti danno il 40%, ti danno il 60%. E si sono, tra virgolette, qua uso si sono infoniate tantissime aziende, perché hanno fatto tutti dei progetti sovradimensionati. Invece il progetto deve essere fatto sempre considerando che quei soldi non li prendo. Quindi torniamo sempre al discorso del budget. Io sono uno molto pragmatico, per me il budget è sempre fondamentale. Bisogna capire subito dall'inizio di cosa stiamo parlando. Parliamo di 10.000, parliamo di 100.000, però parliamo subito, diciamo subito, quello che si può, anche 1.000. Dai un budget di 1.000 euro, va bene, cerchiamo di sfruttarli al massimo. Poi sì, si fanno le domande e tutto quello che viene in più va benissimo, però bisogna lavorare. Quando si parla di progetti che siano pubblici, penso, o comunque privati, bisogna lavorare a prescindere dal contributo, e così si crea qualcosa, perché facendo così creiamo delle cose che sappiamo che comunque le riusciamo a gestire anche singolarmente, anche autonomamente. Se vogliamo fare i passi più lunghi della gamba, facciamo degli investimenti sbagliati che poi, casomai, contributi li prendiamo anche, però creiamo delle strutture, dei contenitori vuoti che sono, poi sì, quelli sono brutti da vedere sul territorio. Bisogna sempre cercare di fare le cose a misura d'uomo, o comunque a misura nostra, a misura, come dicevo prima, quello che fa parte del nostro lavorare. E quindi anche queste possibilità che avremo in futuro, sicuramente anche professionalmente, considerando la facoltà che voi fate, sarà un mondo che darà opportunità. Spero tantissimo io. Con Oretti ci sentiamo spesso, con l'assessore Oretti, anche soprattutto per questo motivo qua, perché quando spero che adesso a dicembre Gorizia potrà portare a casa questo obiettivo, ma non mi interessano i 500 milioni di euro che verranno investiti sul territorio. Mi interessa che diventa questa un'attrattiva per portare gente. Noi dobbiamo portare gente. Avete fatto un incontro l'altra volta con Felix Jerman, lui mi pare che oggi, almeno quello che vedo un po' che seguo su Facebook, io sono purtroppo a livello di tecnologie sono un orso, non sono molto bravo, però Facebook è un bellissimo contenitore di informazioni, no? Che si può fare un po' i cavoli degli altri, e ho visto, da quello che ho capito, è uno che oggi lavora molto su questi mezzi di comunicazione, come anche all'interno della mia azienda c'ho un mio cugino che lui fa molto questo, lavora molto con Facebook, e vedo che sono alla fine dei mezzi di comunicazione dove effettivamente non devi spendere, non richiedono investimenti enormi, che però ti danno la possibilità veramente di avere, se uno sa veramente usarli, di avere una visibilità enorme. E soprattutto rispetto a altri mezzi di comunicazione, lì vedi effettivamente quante persone l'hanno visto. Quindi se la comunicazione è breve, efficace, c'è il messaggio chiaro, pulito, automaticamente quasi sempre vai a colpire l'obiettivo. Quindi anche sotto questo aspetto, oggi tornando anche al discorso dei budget, la bravura vostra deve essere anche sicuramente quella di sfruttare questi mezzi di comunicazione al meglio, e quindi cercare di lavorare in questa maniera qua. Torno a ripetere, noi speriamo soprattutto di l'obiettivo nostro è quello di portare più gente possibile sul territorio. Chiaramente, dicevo prima, effettivamente gli investimenti
spero dei privati, ma non necessariamente del mondo del vino, ma anche di altre realtà del nostro tessuto economico, investano nel prossimo futuro nelle strutture di accoglienza, perché come dicevo prima, a me quello che oggi preoccupa di Gorizia, tra virgolette, è proprio le strutture di accoglienza. Ci sono pochi posti letto. Io mi ricordo un po' perché ci sono tantissimi lavori in corso e quindi sono occupati anche da persone che lavorano in quel mondo lì, però ho avuto un'esperienza a luglio, avevo 2 persone che sono venute per lavoro da me in azienda e credetemi era un mercoledì che dici post lockdown, post covid, quello che volete, però io praticamente da Gradisca fino a Gorizia non ho trovato 2 posti letto, quindi parliamo veramente di una problematica importante. Però a parte questo tutto il resto c'è da far squadra, la bravura del leader all'interno di una squadra non è quello di imporre le proprie regole, ma di dare delle regole, quelle sì, perché sennò viene fuori il caos, però la bravura principale di uno che fa marketing, che fa relazioni pubbliche, è quello di sfruttare al massimo le risorse che ti può dare la persona che è all'interno della squadra, o sfruttare al massimo quello che abbiamo intorno. Quindi vi dico, noi abbiamo anche un Monte Sabotino che purtroppo la parte italiana è sfruttata pochissimo, però abbiamo c'è una caserma che però ahimè è ancora tutto sotto il demanio militare o comunque sotto la responsabilità dell'esercito, però abbiamo la parte invece slovena, non so se qualcuno di voi ha avuto modo di andare a fare una camminata sul Monte Sabotino, la parte slovena hanno ripristinato queste gallerie che sono tutte gallerie della prima guerra mondiale collegate all'esercito italiano, che sono state costruite dall'esercito italiano, e credetemi, solo portando su la gente, solo accompagnando su l'ospite, il giornalista, chi sia, si fa sempre un figurone incredibile. Quindi abbiamo quel patrimonio lì, e poi anche a livello naturalistico, paesaggistico, il Monte Sabotino che è praticamente di fronte a noi, è un patrimonio incredibile. Poi chiaro c'è il vino, c'è tutto, c'è la vicina Slovenia che comunque vi dovete mettere nei panni di chi viene da fuori, e comunque la possibilità di visitare 2 paesi, 2 stati nello stesso giorno, quindi per noi è una cosa scontata perché insomma di qua e di là ci spostiamo praticamente quotidianamente, però dovete pensare che uno che viene anche dagli Stati Uniti o che viene ma anche dall'Italia, perché passare da un stato all'altro per molti è ancora una cosa incredibile, quindi noi lo diamo per scontato, noi purtroppo diamo tante cose per scontato a Gorizia, e questo ci ha sempre penalizzati e ci ha fatti sottovalutare il nostro potenziale. Invece bisogna sapere collegare e sfruttare queste cose. E quindi abbiamo questo, come dicevo, la vicina Slovenia, abbiamo la parte museale di Gorizia che è incredibile, e che anch'io lo dico personalmente, ho avuto modo di visitarle con le scuole quando andavo alle medie, e quindi mi ricordo quella roba lì, sono il primo a dire che frequento poco quegli ambienti, però da quello che mi ricordo e quello che vedo oggi comunque abbiamo tutto. Io penso che una persona che viene qua da noi 2 o 3 giorni riesce a spenderli tranquillamente. L'importante è che da parte nostra, da parte degli imprenditori, ci sia l'investimento. Ecco, quello oggi è anche un altro problema, è l'apertura, no? l'essere aperti la domenica, l'essere aperti il sabato, o avere un orario quasi continuato durante tutta la settimana. È un problema perché chiaramente non è che navighiamo nell'oro, che abbiamo pullman o fronde di turisti ogni giorno. Ci sono momenti durante l'anno difficili perché c'è pochissima gente, ma non solo qua da noi, in generale ci sono momenti dell'anno tipo questo che la gente non si sposta, a prescindere dal Covid, ma comunque di solito parlando di presenze, i mesi top per il nostro territorio sono in primavera, aprile, maggio, giugno, e poi l'autunno, insomma settembre, ottobre, quei 5-6 mesi lì sono i mesi principali per il nostro lavoro.
Negli altri paesi bisogna comunque essere aperti, perché capita sempre qualcuno, però chiaramente si comincia ad avere dei costi di gestione di questo servizio importanti. E anche lì deve essere la bravura di ogni singola azienda, capire come riempire anche questi momenti, come dire, morti dell'anno. E anche lì la vostra figura del relatore pubblico, comunque del responsabile marche, dell'organizzatore di eventi, è anche questo, riempire questi momenti vuoti durante l'anno. E tante aziende lo cominciano a fare delle cene a tema, cominciano a fare delle degustazioni o quant'altro. Questo è tutto un lavoro che purtroppo fino ad oggi non è stato mai sviluppato da nessuno, ma che comincia a essere una risorsa anche economica per noi imprenditori del vino. Quindi c'è tutto questo mondo. Poi un'altra cosa che sicuramente fa parte del vostro lavoro futuro e che secondo me non l'abbiamo qua in Italia, in generale non l'abbiamo ancora sfruttato per niente, ed è una cosa che ho imparato un po' visitando le aziende negli Stati Uniti, le aziende vitivinicole, sono i wine club. Oggi fare la newsletter, creare alcune aziende cerchiamo di farlo, ad esempio noi anche nel nostro piccolo cerchiamo di fare, cioè costruire un club. L'azienda costruisce un gruppo di affezionati, di persone che chiaramente devono essere seguiti durante l'anno, che c'è deve essere una mailing list dove vengono mandate delle newsletter, delle comunicazioni, e dove ad esempio in America le aziende vendono quasi, a parte qualche nome che si trovano anche qua da noi, ma il 90% delle aziende che sono in California vendono più del 90% del vino in cantina, e questo è qualcosa di eccezionale. Ma chi lo vendono? Lo vendono a questi wine club, sono club di 100, 200, 1000 persone che con una quota annua hanno, oltre ad avere una fornitura di vino, hanno poi la possibilità di fare, che ne so, una festa in azienda, di fare delle degustazioni, di fare dei coupon di regalo, insomma, si costruiscono questi pacchetti che però, cioè, ragazzi, vendere 90% del vino in cantina, prendere i soldi subito, non è roba da poco. Quindi anche questo aspetto qui, secondo me, dovremo svilupparlo nel prossimo futuro, che si collega ai nuovi modi di comunicare, appunto i gruppi di Facebook, gruppi WhatsApp, gruppi quant'altro, insomma. Questo è, secondo me, un qualcosa che dobbiamo ancora qua da noi, non l'ha fatto ancora nessuno, ma che sicuramente può diventare un'idea fantastica per aumentare le vendite. Perché purtroppo questo Covid cambierà completamente il mondo del vino, che stravolgerà completamente il mondo della vendita. Ho saputo che ad esempio negli Stati Uniti il più grande gruppo importatore e distributore, che è la Southern, che è un gruppo che possiede anche aziende produttrici in giro per il mondo, ha mandato a casa migliaia di agenti, di rappresentanti, gente che faceva il lavoro di sporco, tra virgolette, quelli che andavano da una porta all'altra a trovare i clienti, i ristoranti, a fare gli ordini, li ha mandati tutti a casa e praticamente ha creato un'app, ha distribuito questa app a tutti i loro clienti, quindi la figura del rappresentante viene completamente a mancare. Però sicuramente non è questo, la mia speranza è che non arriveremo anche a questo, perché nel mondo del vino, nella vendita del vino, il rappresentante è stato sempre una figura importante, perché comunque il contatto diretto col cliente ce lo deve avere, insomma, il cliente, il ristoratore deve sempre sentire la vicinanza dell'azienda. Ecco, soprattutto in Italia la vicinanza umana della persona è molto importante. Però stiamo andando verso questi terremoti non indifferenti, insomma, veramente dei cambiamenti di lavoro, di modo di lavorare totali. Quindi il nostro focus nei prossimi 2 o 3 anni deve essere quello di vendere sempre di più in cantina, quindi di creare turismo locale, di portare gente nel nostro territorio, di creare delle attrattive, o comunque di creare dei pacchetti o comunque delle offerte che possono ancora di più invogliare il consumatore a venire da noi a comprare i nostri vini, e in questa maniera qua. Perché fin quando non ci potremo spostare
o comunque viaggiare per lavoro come si viaggiava prima, non vedo tanti altri sbocchi professionali. Anche questo, io penso che qua da noi in Friuli, a prescindere dal Covid e quant'altro, la vendita diretta in cantina mediamente nel Coglio, chi più chi meno, però parliamo di un 10-15% di vino venduto in cantina, parliamo di vino imbottigliato, no? Quindi è un numero risibile. Zero. Se parliamo Alto Adige, tutti parlano Alto Adige, o della Toscana che parlavo prima, parliamo del 60% di vendite in cantina, nonostante vini che sono presenti in tutto il mondo, 60% di produzione venduta a casa in cantina, anche da nomi importanti, è un gran traguardo, è un bel... Infatti loro stanno soffrendo tantissimo oggi. Loro stanno soffrendo tantissimo perché i turisti non viaggiano, soprattutto nelle zone appunto turistiche rinomate come può essere la Toscana, e quindi quando perdi completamente quel 60% è dura. Noi invece che comunque siamo partiti da un 10-15%, fare più 1 sul 15, quindi fare un 16-17% è tanta roba, quindi quell'aspetto lì è tutto ancora da sviluppare. Ecco qua. Poi non so, adesso se volete fare qualche domanda o se, dato che ho parlato, insomma, io sono andato abbastanza a braccio così, ho cercato di anzi, complimenti. Non ho detto che effettivamente anche lui è un collega, anche tu insegnavi, giusto? No, insegnavo, non lasciamo perdere. Però insegnavo alle scuole superiori, all'agraria e al polo sloveno. Quindi assolutamente. Materie tecniche, sì. Bravissimo. Guarda, intanto hai toccato una cosa molto bella, nel senso che secondo me si potrebbe fare qualcosa di itinerante nelle cantine di quello che invece in loco a Cormons fanno una cosa tipo Jazz and Wine, immagino Sì. che conoscerai. Vedendo anche le cantine, trasformarle anche in luogo di fruizione artistica, magari di musica di nicchia, di musica che fruisce un po' il rilassamento, lo star bene tra le persone, il dialogo e quindi anche il gusto, cioè la fruizione enogastronomica. Avete mai pensato, cioè, di creare proprio, cioè, vi faccio un esempio, dall'altra parte, proprio nella comunità italiana, tra l'altro istriana, ci sono proprio città dedicate all'arte, mi sembra Visolia, adesso non mi ricordo, ci sono stato anche diverse, dove ci sono quello dei pittori e via dicendo, e quindi magari trasformare il Coglio anche in una terra artistica dove le persone vengono in cantina, gustano il vino, ma poi magari possono anche trovare un artista di nicchia. Pensiamo ad esperienze, ad esempio, come quella di Topolò, che è diventata una grande rassegna artistica locale per ravvivare una comunità. Voi lo potreste fare, ad esempio, durante l'anno, con tappe con artisti di un certo tipo, sempre per animare questi club, questo stare insieme su un prodotto e fruire anche di un prodotto artistico. Questo mi verrebbe, cioè, perché avete delle terre, io vado sempre a correre intorno fino a Floriano, poi verso... No, assolutamente. Tra l'altro, se Marco, poi casomai quando vi farete l'incontro con Marco, vi racconterà la sua esperienza anche da presidente, ma quando abbiamo presentato praticamente l'associazione, sì, in realtà l'abbiamo presentata nel 2009, quindi sono già 11 anni. Il primo evento è stato proprio anche di questo, insomma, aveva una componente anche artistica, perché se non ricordo male quella volta abbiamo coinvolto l'istituto d'arte, o c'erano dei ragazzi che sono venuti durante la presentazione, abbiamo dato libero sfogo alla loro vena artistica, e durante la presentazione, durante la serata, praticamente hanno fatto questi murales, questi quadri, che in realtà ce li abbiamo ancora, li usiamo ogni tanto quando facciamo qualche evento. Abbiamo fatto anche queste cose qui. Ma sì, guarda, c'è veramente tanto da fare. Si può coinvolgere il mondo dell'arte, si può coinvolgere, perché noi guardavamo un po' di più al discorso della storia o quant'altro, però ecco, bisogna avere le idee, bisogna cercare. Noi, ti dico sinceramente, conosco Gorizia, però tutte le realtà che ci sono nel nostro territorio no, però ho visto che le collaborazioni, che ne so, o con la scuola, appunto con l'università, ma anche con
la scuola di musica o quant'altro, alcuni l'hanno fatto singolarmente come singola azienda, però assolutamente sfonda una porta aperta, anzi l'idea è quella. Il problema era che noi, ad esempio, sempre tramite il Comune di Gorizia, tramite l'assessore Oretti, l'8 novembre dovevamo fare c'era la giornata mondiale del vino, e Gorizia, l'idea di Gorizia era quella appunto di fare questo percorso di Oslavia, coinvolgendo appunto la cittadinanza e quant'altro. Poi purtroppo, come ben sapete, abbiamo dovuto annullare, però diciamo, come dicevo anche all'inizio, bisogna assolutamente coinvolgere tutto il territorio e tutte le realtà che ci sono. Poi si trova la forma di trovare, senza andare troppo a intaccare i tempi o le esigenze delle varie singole aziende, dei vari singoli attori. La bravura poi sta appunto in chi coordina questo lavoro, no? Nella figura professionale che è appunto la vostra, no? Dell'esperto di marketing o di relazioni pubbliche, no? Però assolutamente questo è il futuro, queste sono cose che sono già state fatte. Vi dicevo, noi a livello di infrastrutture abbiamo un problema anche singolo, no? Casomai la mia azienda è un po' quella che ha dei spazi un po' più grandi, però come ti dicevo prima, facciamo 100.000 bottiglie di ribolla, poi facciamo anche altri vini, tutti e 7 insieme facciamo di ribolla solo circa 100.000 bottiglie, quindi parliamo anche di aziende che non hanno dei spazi enormi, insomma, parliamo di aziende che producono 30-40.000 bottiglie, quindi non parliamo, poi c'è sempre, torna un po' fuori il problema della logistica. Infatti per quel motivo lì certi eventi riusciamo a farli solo durante il periodo estivo, per dire, no? Bisogna anche quello poi trovare il modo di coordinare, no? Quindi sì, assolutamente, da parte nostra c'è la completa apertura a portare avanti i progetti, a portare avanti qualsivoglia progettualità. Molto, molto dipenderà, secondo me, da adesso. Poi l'assessore non mi ricordo quando è, il 22 di dicembre, quando si saprà, non mi ricordo adesso precisamente, però secondo me lì se riusciamo a centrare l'obiettivo di essere la capitale della cultura 2025 assieme a Nova Gorica, lì poi ci possiamo veramente divertire però in maniera professionale, non solito qua, ma bisogna rimboccarsi le maniche e cercare di sfruttare al massimo tutto quello che si può fare, ecco. Come dicevo prima, non necessariamente solo a livello di fondi, di sfruttare le risorse economiche, ma anche proprio di fattibilità per essere pronti, perché il 2025 poi è dietro l'angolo, per accogliere questa gente, perché la peggior cosa che ci può succedere è quella di cominciare ad avere turisti che vengono qua da noi e che questi si trovano spaesati perché non sanno cosa fare, non sanno dove andare, o trovano la gente impreparata. Questa è la peggior cosa. Qua non è un discorso di soldi, ma è un discorso di professionalità e di voglia di lavorare. Ecco. Grazie. Grazie a voi. Grazie all'intervento tuo, diamoci pure del tu, è un piacere, è un onore anzi per me. Grazie veramente a tutti, grazie al Comune di Gorizia, grazie a Mister, grazie. Un caro saluto, ciao, grazie.